doppio pantaloncino imbottito. Ah sì, buongiorno Italia. Buongiorno Italia. Buongiorno un cazzo, dai. Ah, è fredda. Quindi ok, sfattiamo il mito, ossia la stronzata che Sina hanno detto che questa è la sorgente dell'acqua sulfurea. Ma non è calda. Ah, può essere sulfurea ma non calda? Sì, perché magari si offendono. Ok, ora vedi che ho sempre ragione, che non mi sbaglio una, Dio caro. Uccio se colpa. Neanche questa, però guarda che sembra celeste. Sì, celeste no, è ghiacciata. Cioè, Celeste no, è no. maschio celeste. Ma sì, no, ma Non assomiglia al figlio di... Celesta. Ah, celeste. Sì, sì, è un colore azzurrino, dai. Sano. Però ragazzi, brutta cosa, la sento in discesa. Per loro più che altro, io la Isingano bike. Metti divento vecchio e mi ricordo poche robe. Allora, Pampini, Marco Caldogno ci stava, chissà se si sente in GoPro in corsa, ci stava spiegando del perché nascono queste sorgenti termali, ossia perché l'acqua è calda, punto della domanda, risposta. Risposta perché sottoterra, più si va sottoterra e più aumenta la temperatura all'interno. Quindi se dovesse essere, non so, un grado ogni 100 metri, a 200 metri, 300 metri, 1000 metri sottoterra ci sono 10 gradi meno. Ok, quindi perché pesca da delle pozze profonde, le più profonde sono. Poi c'è qualche cosa di roccia che fa salire sull'acqua, quindi ci possono essere vari fattori. Il fatto che l'acqua sale si porta sulla temperatura che c'è sotto costante, quindi è l'acqua più calda rispetto a fuori. Ringraziate Marcus Caldonius. Abbiamo parlato di altre cose culturalmente interessanti, però ascoltami, se dopo impari troppo risulti tipo antipatico, ok? Quindi, come te dico sempre, resta in semenio che va tutto bene. Ragazzi, attenzione, loro fanno i spavaldi e fanno finta di niente, ma se esci dall'area camper e giri a destra, la ciclabile è in discesa, cosa significa? Fatela dopo al ritorno. Che colori, che ambientazioni e boasse delle vacche, dei cavalli, è bellissimo! È bellissima sta roba, cioè è proprio, non so, a me mi intrippa via ste ciclabili, mi intrippa via. Il sole sugli alberi. Sì, l'effetto sfumatation. Esatto. Belli gli uscelletti, cioè fuori strada, le cose, guarda che spettacoli, guarda. Par quasi a Slovenia. Veramente stupendo, porca che troia, sta venendo qualcuno addosso. Ma che misteri, guarda. Anche di qua, guarda che roba. Bello! A tema. Eh sì, vuoi vedere che l'hanno fatto apposta per il Giro d'Italia che è passato? Oh, ma ne sono passati anche di qua. Bello però, Che bello, c'è anche il ponte ancestrale della morte da fare. Invece a San Donato no, anche da noi Caneva è tipo a cantina, anche a Menona mi dice faccio i nuovi clienti a Caneva. Ecco, adesso si avvicina al nonno e mi viene in mente chi film qua una sonora di Ennio Morricone che se scontra, tu capisci? Ma sì dai, vai su mica. Tutto il mezzo. Ma sì dai ragazzi, non c'eravamo già stati qua, quella volta in bici da San Francesco a Tolmezzo, secondo me era Tolmezzo, dopo guardo le mappe. No, voglio vedere i prodotti tipici toscani in Friuli col confine con l'Austria. E a faccia di Alessia cipolla a nastro. Vedi tutti gli stand, c'è anche quello siciliano, quello pugliese, noi siamo andati in quello genovese e quello toscano, manca qui i furlani. Forti Aprilia, metà scooter, metà SR 200. Memo, anche a Tolmezzo vietano l'accesso ai pastori tedeschi. Ah, com'è faticoso andare in bici. Dei pesci! Gli amanti del genere, non è una birra del sud, birra terra, ma è una birra qua tipica.
è molto strana. Molto punti, visto che stiamo parlando di mosche, ci tengo a ricordare che adesso siamo a giugno praticamente, qui a Arte Terme non ci sono zanzare, abbiamo cenato fuori e 0 zanzare. Può piacere o non piacere, ma oggi abbiamo scelto questo ristorante qua, ci sembrava bene. Va bene? No? Sì, c'è un orticello, un fior frufru. Bellissimo Thomas, questi posti così tipici, quel baretto tipico in bordo strada. Ah, bisogna stare attenti e fare che fa? Tutte scocce a signora, caro. Poi arriva a casa e che fa il marito, vedete se avessi coschi il marito un po'. Altro che moto, trova il menu Nirvana. La Ishingano bike col carica batterie Drio e mi fermo a trattoria per caricare la batteria. Massa. Ecco ufficiale, caricando la batteria puoi mettere l'assistenza più alta. Madonna, cos'è la batteria che segna? Ormai. Vai Caldogno, sfodera i cavalli! Vai, guarda che sfoderamento di cavalli, guarda. Ringrazia Thomas, cioè mi però ringrazia stesso Thomas che fa cortesia. Non potevo riprendere perché volevo le mani occupate, allora ho cambiato tutte le lampadine che le ho riprese su Amazon e poi le fa sorriso ovviamente da quelle che siano bruciate e rovinate, e adesso mi sto collegando tutte queste nuove strisce LED impermeabili verdi alla luce di cortesia che ho momentaneamente disattivato con questo nastro, quindi sarà tutto l'interno di Pulmindi sera verde quando apri la porta insieme a lucette verdi fuori. Qui nel battitacco, siccome queste sono corte, sono 30 cm tipo il mio pipino, e le ho messe doppie, ok? Così faccio arrivare il cavo da qua al centro, poi una è di qua e una va di là. Devi vederla di sera. Sì, dopo. Ma dopo dite a Framietti, tu non approfittare di Thomas che ti dice guarda che 7 volte stagne che così viene un lavoro pipuito, perché io avevo fatto, vedi, le due effettivamente è un po' una cafonata, perché vedi anche il verde, cioè proprio stacca, è brutto. Allora facciamo una striscia unica, lì, una sotto lì, una lì e quel che capita. I guardoni, i voyeur. Abbiamo perso Thomas, ma probabilmente è qui che fa la van life. No, non vedo niente. È tutto l'uomo. Guarda qua. Guarda questo. Oh Thomas, guarda chi fa van life anche con monovolume. Sì. Sì, austriaci sei video, caro. Guarda sto qua che fa van life con Ruspa. Dio povero, guarda Thomas che organization. Cioè, dite no? Porca miseria. E ora, no, che sia magari di interesse, quando mangi con gli amici, il vuoi un po' mangiare, giustamente, un fiato di ordine anche mentale, è roba che non serve, se lo dopo te ha. Appunto, e magari a qualcuno può interessare. Guarda sto in, guarda qua, ti faccio anche il zoom. Vedi tu? Gran passione rosso, non c'entra niente con le robe sessuali, ti dico sempre, la passione, se tipo anche la passione di Cristo, no? Allora, questo qua, come dice Marco Caldogno, non è un vino a 3 euro, infatti costa 3,50. È veramente molto buono, molto corposo, veramente. Poi non so se è anche una cosa psicologica, perché lui l'ha portato, spazzandolo, facendo un po' intendere che era un vino pregiato. Allora effettivamente, bevendolo, noi ci siamo predisposti a sta roba qua. Poi ci ha detto il prezzo e ho detto, hai capito? Appunti, non bevo i solfitti. Allora, siccome qui presenti pensano a mangiare al prosecco, devo dire, Dio caro, guarda che razza del panorama, dei colori, di una specie di tramonto, un fiat timido, ok? Perché i tramonti normali hai colori, effetti speciali, eccetera. Sto qua è timido, sto qua è un tramonto che semplicemente si spegne la luce, non ha niente. Però, insomma, è apprezzabile, vero? Guarda Thomas, guardati intorno. Ma guarda intorno. E guarda anche amiche belli che sono. Rincuracqua a barba tagliata. Che bella serata. Guarda che effetti speciali. Qua devo fare tipo una specie di fotografia, qualcosa mi invento. No, hai detto guarda come sono messo, fai vedere. Una foto. 1, 2, 3, 4.
veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux l'amour, la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche. Excusez-moi, pardon de déranger. Il dit l'hypocrisie, moi je me cache de là. J'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux l'amour, la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux l'amour, la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans notre C'est rien.